Si festeggia oggi in città San Gerlando, venerato come santo della Chiesa Cattolica dal 1159 e patrono di Agrigento. Diversi gli eventi che la Chiesa ha organizzato durante la settimana a lui dedicata, tra questi un percorso permanente che attraverso reliquie, opere artistiche e devozionali permette di avvicinarsi maggiormente alla vita del vescovo, come la visita dell'urna di San Gerlando custodita in cattedrale e la reliquia da contatto del bastone di San Gerlando. In un tempo così delicato come quello che stiamo vivendo, la solennità del patrono della città e della diocesi acquista un'importanza particolare. Pregheremo in maniera particolare per la pace che nasce dal nostro territorio e deve diventare un valore per tutto il territorio poi nazionale e internazionale. Oggi, nelle primi vespri di San Gerlando, il pontificale per la comunità di Ravanusa e la comunità di Agrigento, la comunità di Ravanusa ferita che porta l'olio per la lampada di San Gerlando per impetrare la serenità e la cura dello spirito per quanto è accaduto nel mese di dicembre. Mentre il giorno 25, domani, è un'altra solennità diocesana perché saranno ordinati 4 diaconi e quindi con l'accesso di tutti coloro che verranno dalle diverse comunità della diocesi. Non 2 celebrazioni, ma un unico momento per vivere la festa di San Gerlando. Ecco, una festa che cade in un momento particolare dove spirano purtroppo venti di guerra molto pericolosi. Stiamo vedendo quello che sta succedendo in Russia e in Ucraina. E infatti la preghiera di questa sera sarà per la pace nel cuore di tutti gli uomini prima di tutto, e poi perché ci possa essere serenità tra le nazioni. Dove c'è l'orgoglio, dove c'è la volontà di predominio, dove ci sono gli affari economici e finanziari, lì c'è difficoltà di trovare gli equilibri della pace. Pregheremo perché il cuore dell'uomo si apra alla sobrietà e all'equilibrio. Quanto è sentita la festa di San Gerlando, patrono di Agrigento, per gli abitanti e cittadini della città? La città vive un rapporto contrastante con San Gerlando. Lo riconosce patrono, ne vive la festa, quando la festività rossa non è data la impetra perché è un diritto, però tante volte sembra essere un po' distante e distratta. Mi piace concludere questa intervista dicendo a tutti, visto che spesso si porta la dualità San Calogero, San Gerlando, la santità è una, è quella di Gesù che viene manifestata poi in diversi modi, ma se vogliamo ricevere la grazia da San Calogero. Diversi anche i momenti dedicati alla preghiera nel corso della settimana, adorazioni eucaristiche. Ieri sera la Santa Messa Pontificale presieduta dall'Arcivescovo Don Alessandro Damiano con le comunità di Agrigento e Ravanusa. Quest'ultimo ha offerto l'olio della lampada di San Gerlando. Presente anche il primo cittadino Carmelo D'Angelo, il sindaco Miccichè. Sì, abbiamo l'onore di essere presenti qui ad Agrigento per la festa del patrono. È un momento di fede, ma anche un momento per stare in comunità con la città di Agrigento. Ringrazio la diocesi, ringrazio il sindaco per aver voluto coinvolgere la mia comunità anche a seguito della immane tragedia dell'11 dicembre. Sì, oggi si festeggia anticipatamente, si fa la cerimonia per il santo patrono. Ringrazio anche il sindaco di Ravanusa che è qui a fianco a me, che ha portato l'olio proprio per la cerimonia. È una speranza questa di oggi, il periodo post-pandemico, la chiesa è più affollata del solito, naturalmente vengono rispettate tutte le precauzioni e la vigente normativa per quanto riguarda il Covid-19. È una speranza e mi auguro che questa sia in effetti l'ultima cerimonia che all'insegna proprio delle prescrizioni. Mi auguro che tutto vada per il meglio. Siamo già in una curva in discesa per quanto riguarda i contagi, è altissimo il tasso di vaccinazione per la nostra città e questo è di buon auspicio. Nell'omelia di apertura l'Arcivescovo Don Damiano si è soffermato sui momenti di guerra che stanno attraversando oggi l'Ucraina invasa dalla Russia, invocando la pace. La pace sia con voi. Era l'11 aprile del 1963, quando Giovanni XXIII pubblicò la sua ultima lettera enciclica, Pacem in Terris, indirizzata a tutti gli uomini di buona volontà, credenti e non credenti. Lì
solennemente affermava: nell'epoca dell'arma atomica è fuori dalla ragione pensare che la guerra possa essere un mezzo idoneo a risarcire i diritti violati. Oggi ci troviamo a celebrare questa divina liturgia mentre la guerra continua ad offendere e violare la dignità dell'uomo. Dedicando questa celebrazione alla pace, il nostro atto penitenziale sia occasione per interrogare la nostra coscienza sui pensieri e gli atti di violenza quotidiana che talvolta alterano le nostre relazioni e connotano la nostra quotidianità.